Buongiorno di nuovo. Allora, andiamo alla seconda parte della mattina di questo convegno. Abbiamo due relatori. La prima persona è Esther Brunet, laureata in storia dell'arte, paleocristiana e medievale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Si è dottorata nel 2009 presso l'Università degli Studi di Torino. Dal 2008 al 2014 è stata assegnista di ricerca presso la Fondazione Studium Generale Marcianum di Venezia, per la quale ha pubblicato la Bibbia secondo Tintoretto, guida biblica e teologica dei dipinti di Jacopo Tintoretto nella Scuola Grande di San Rocco. E il libro è pubblicato nel 2012. Esther Brunet è attualmente ricercatrice indipendente e docente a contratto presso gli Istituti Superiori di Scienze Religiose di Padova e Verona, facenti parte del sistema a rete della Facoltà Teologica del Triveneto. Esther? Grazie. Bene, buongiorno a tutti. Ringrazio il comitato scientifico, gli organizzatori, i curatori di questo convegno per questo invito prestigioso a parlare di questo monumento, di questo capolavoro assoluto che è la Crocifissione di Tintoretto. Entrati nella sala dell'albergo della Scuola Grande di San Rocco, l'attenzione viene immediatamente catalizzata dalla figura di Cristo, che svetta al centro della gigantesca crocifissione. Egli si erge frontale, immobile, dominando l'intero spazio del dipinto. Scusate. Ok. Tutto attorno la tela accoglie una folla variegata, composita, che prende parte all'evento. Mentre la passione è oramai giunta al termine, gli altri due condannati devono essere ancora elevati. Tintoretto dispiega così in un'unica scena, composta da molti fotogrammi, le diverse fasi della preparazione e dell'innalzamento della croce, che vanno lette a partire dalla morte di Gesù, termine e culmine degli eventi del Golgota. Partiamo allora da lui, dal crocifisso, per aprire una prima direttrice di lettura del dipinto che è per l'appunto di tipo eminentemente cristologico. Come già a suo tempo rilevato da Gian Domenico Romanelli, il potente alone di luce che sprigiona dal corpo di Cristo e quasi cela la traversa del patibolo alle sue spalle, ha la funzione di declinare l'evento quale innalzamento regale. Ce lo ricordava anche Monsignor Ravasi ieri. Questo è il primo e fondamentale tratto del crocifisso, così come si presenta nel dipinto di Tintoretto, tratto che è tipicamente giovanneo. In perfetta corrispondenza con la visione della croce espressa nel quarto Vangelo, proprio sul patibolo la divinità del Figlio si manifesta in tutta la sua gloria, che la parola gloria è tipicamente giovannea. Noi assistiamo così a una potente teofania. È Gesù stesso, sempre nel Vangelo di Giovanni, a parlare della croce come del suo innalzamento. E ciò permette di collegare, come è noto, il dipinto della crocifissione con quello del serpente di bronzo, della sala capitolare. Il dipinto al centro del soffitto è typos, ovvero profezia, del sacrificio di Gesù, nella misura in cui anticipa la croce come innalzamento salvifico. Tintoretto presenta dunque il crocifisso come inveramento definitivo delle scritture. In quest'ottica va spiegata la particolare importanza
che nel dipinto riveste la canna, che uno degli aguzzini sta utilizzando per sollevare la spugna imbevuta di aceto. Quella canna è canna di isopo, che è stato preparato con cura, è lì sul posto. Sullo sfondo un mulo ne sta mangiando le fronde, che sono state tagliate per rendere questa canna liscia. Secondo una ben nota lettura allegorica inaugurata da Sant'Agostino, che cito nella slide per esteso, la canna era simbolo della scrittura, che si adempiva con quel gesto. Perché canna, spiega il vescovo di Ippona, è anche il termine con cui si indica la penna per scrivere e quindi per metonimia la stessa scrittura. Ecco allora che gli eventi del Golgota coincidono con la categoria di nuovo giovannea dell'ora. Con questo termine il quarto Vangelo, qualifica l'innalzamento di Cristo sulla croce come perfetto compimento delle profezie e delle promesse dell'Antico Testamento. L'ora giovannea è proprio questa, no? L'inveramento perfetto delle Sacre Scritture, in quel momento supremo che è l'innalzamento di Cristo sulla croce. L'ora giovannea coincide con la rivelazione di altre due prerogative divine di Gesù. La croce è trono di re, che troneggia sopra il suo popolo, ed è scranno, seggio di giudice, che pone, cito Giovanni 12,31, il giudizio di questo mondo. Quasi anticipazione del giorno del giudizio, dunque la scena si presenta fortemente polarizzata. Alla destra di Cristo, Tintoretto colloca diverse figure positive. Oltre ad Isma, quello che la tradizione chiama questo modo appunto il buon ladrone, troviamo il centurione, posizionato nell'angolo in basso a sinistra, con il capo abbassato in segno di umiltà, e gli indica un giovane alle sue spalle, colui che riconosce quale figlio di Dio. Dalla parte opposta, alla sinistra del crocifisso, si colloca Gesta, il malfattore inconvertito, mentre concretamente, ma anche insieme simbolicamente, volge le spalle a Gesù, rimanendo ancorato a terra. Da notare la significativa differenza tra le due croci, che rafforza questa polarizzazione. Mentre quella di Gesta è composta da assi, da legno tagliato e lavorato, oramai privo di linfa vitale, quella di Disma ha ancora la sembianza di un tronco. Legno vivo, dunque, da cui, con un voluto gioco illusionistico, pare spuntare un verde ramoscello, e dunque arbor vite, perché, come da promessa di Gesù, oggi stesso, cito il Vangelo, quel compagno di supplizio sarà con Cristo in paradiso. Dalla parte di Gesta, nella posizione speculare opposta rispetto al centurione, un gruppo di astanti, capeggiati da un cavaliere barbuto, forse Caifa, forse Pilato, è stato identificato in più modi, che si rivolge con tronfia arroganza verso la croce. Questi uomini, cito Matteo 13, che cita a sua volta Isaia, guardano ma non vedono a causa della durezza del loro cuore. Anche in questo caso si realizza la profezia. Anche qui il contrasto netto tra posture e cavalcature è indice di opposti atteggiamenti nei confronti del crocifisso. L'arroganza, lo sguardo fiero del personaggio di destra contrasta con l'umile atteggiamento del centurione, e anche i cavalli, riprendendo la celebre metafora dell'auriga proveniente dal Fedro di Platone, esprimono una irriducibile divergenza di postura spirituale. Il riferimento era già stato utilizzato 10 anni prima da Paolo Veronese nella chiesa di San Sebastiano per contrapporre nettamente Mardocheo e Aman, rispettivamente eroe e antieroe maschili nella storia di Ester. Così, anche nella crocifissione di San Rocco, da una parte abbiamo il cavallo scuro
infuriato, con il muso ritratto e la zampa sinistra alzata, pronto all'attacco, cito il Fedro, compagno di insolenza e vanità. Dall'altra, un ben più nobile destriero, dritto, tranquillo, di nuovo cito Platone, con froge regali, amico dell'opinione verace. Sguardi dunque, o meglio qualità ed efficacia del vedere, tessono la fitta trama delle relazioni tra i personaggi della crocifissione. E ancora uno sguardo a fortissimo tasso di intensità drammatica a catturare la nostra attenzione, quello di Giovanni, ai piedi della croce, che sta guardando Gesù con sorpresa e con commosso stupore, appena ha ricevuto le ultime volontà del Maestro. Ecco tua madre, in riferimento a Maria, della quale quasi a realizzare senza esitazione le volontà di Gesù sta già stringendo la mano. Allora, ecco il secondo tema fondamentale della crocifissione di San Rocco, che è un tema ecclesiologico. Per Cristo, infatti, cito sempre il Vangelo di Giovanni 19:30, tutto è compiuto. Lo vediamo colto da Tintoretto nell'istante supremo in cui, chinato il capo, cito di nuovo Giovanni, consegna lo Spirito. Questa consegna dello Spirito nel Vangelo di Giovanni ha un significato precisissimo, già colto dall'esegesi patristica, infatti anticipazione della Pentecoste. Sotto la croce nel Vangelo di Giovanni nasce la Chiesa. E qui, come ho già avuto modo di dire nell'ultimo convegno, anzi nel primo convegno di questa serie, scusate, il ruolo di Maria è fondamentale. Con la morte del figlio, Maria è pronta a veder dilatare la sua maternità senza confini. E infatti sta già svenendo per i dolori di un nuovo parto, che questa volta, al contrario del primo avvenuto nella gioia, si consuma nel dolore. Scrive Antonio da Padova nei suoi sermoni: nella passione del figlio l'anima di Maria fu trapassata da una spada, e quello fu il secondo parto, doloroso e ricolmo di ogni amarezza. Questo secondo parto che Tintoretto colloca in primo piano, sottolineandone così l'importanza, ha pregnanza ecclesiale. Maria ai piedi della croce diventa la madre della Chiesa, Chiesa che Giovanni, il discepolo che Gesù amava, rappresenta per Sineddoche, potremmo dire così. Lo scopo dunque è mostrare come sul Calvario la maternità di Maria assuma dimensione universale. Maria diventa madre con il primo annuncio, ma la sua maternità si realizza pienamente sotto la croce, dove, rimanendo unita al figlio, assimilandosi al suo sacrificio, diventa madre della Chiesa e realizza la vera vocazione del nome Eva, che, come spiega il libro di Genesi, significa appunto madre dei viventi. Maria sotto la croce diventa anche la nuova Eva, la madre dei viventi. Ho già avuto modo di approfondire in un precedente convegno, appunto come dicevo prima, come il rapporto tra il primo e il secondo parto di Maria sia uno dei motivi teologici più presenti nelle crocifissioni tintorettiane e si faccia in quella di San Rocco particolarmente evidente, giocandosi nella connessione visiva tra la tela dell'adorazione dei pastori che sta fuori in sala capitolare e quella appunto della crocifissione. Qui vedete una foto con il punto di ripresa nei pressi dell'adorazione dei pastori, quindi in sala capitolare sotto questo telero, guardando verso la sala dell'albergo. Vedete che la porta inquadra solo il gruppo dei dolenti sotto la croce, ovvero l'evento del parto simbolico di Maria. Quest'altra invece è ripresa dalla posizione contraria, ovvero dalla sala dell'albergo sotto la crocifissione, guardando verso il portale di accesso, oltre il quale si vede Maria mostrare ai pastori il bambino Gesù, quindi il primo parto di Maria. Ecco qua accostati due ritagli che evidentemente si pongono in relazione. Non può non venire in mente il parallelismo tra il Natale e la Passione, instaurato nelle due versioni dello Stabat Mater, entrambe attribuite a Jacopone da Todi, una cantata a Natale, l'altra durante la Settimana Santa.
In una Maria sta accanto al presepe, gioiosa, stabat mater speciosa, iuxta fenum gaudiosa. Nell'altra Maria sta accanto alla croce, stabat mater dolorosa, iuxta crucem lagrimosa, le due versanti della maternità di Maria. In questo dialogo a distanza tra le due opere, percepibile da chiunque si muova tra i due ambienti, e sottolineato anche da alcuni richiami formali, come la scala Pioli, in forte scorcio, no? Che è presente in entrambe le opere, Tintoretto intende stimolare una, potremmo definirla così, contaminazio emotiva, secondo la quale il mistero gaudioso della nascita si adombra del dolore della morte e al contrario lo strazio procurato dalla morte si illumina della gioia della nascita, a suggerire che la morte sulla croce di Cristo è una morte feconda, una morte che apre alla nascita della sua Chiesa. Il tema ecclesiale mi pare che in questa crocifissione conflagri poi in diversi fuochi secondari, che messi tutti assieme costruiscono un discorso coerente. Si spiegano in senso ecclesiale le due donne in più sotto la croce, con i dolenti, riconosciute già da Augusto Gentili come possibili personificazioni di ecclesia e sinagoga, che Tintoretto riprenderebbe dalla tradizione medievale e che rappresentano il passaggio dall'antico al nuovo popolo di Dio. Tema ripreso sullo sfondo dove un personaggio barbuto, anziano e claudicante indica in tutt'altra direzione rispetto al crocifisso. Si tratta, come già ricordava Monsignor Ravasi ieri, con tutta probabilità di Giacobbe, che è già Israele, no? Quindi già claudicante, eroe eponimo di un popolo incapace di riconoscere il piano salvifico di Dio. Eppure, proprio lì, dove ha avuto luogo il più drammatico rifiuto del Vangelo, sorgerà la prima comunità giudeo-cristiana. Allora vediamo a sinistra del telero Gerusalemme, con la fortezza Antonia, dove secondo tradizione si consumò il processo a Gesù, e un'altra costruzione che alcuni hanno riconosciuto come obelisco, altri come Meta Romuli, la tomba piramide del mitico fondatore di Roma. Che si tratti dell'uno o dell'altra, lo sfondo urbano evoca le due religioni ebraica e pagana e il loro superamento con la nascita delle comunità cristiane delle origini, ex circoncisione ed ex gentibus, no? Infatti, cito San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, per coloro che sono chiamati sia giudei che greci, noi predichiamo, e torniamo al centro del dipinto, il Cristo crocifisso. Infine, il doloroso strappo con le chiese riformate, lo ricordava anche Matteo Casini prima, siamo nel 1565, soltanto 2 anni dopo la chiusura del Concilio di Trento, che sancisce la definitiva rottura, giustifica, secondo me, la particolare irriverenza con cui viene trattata la veste inconsutile di Cristo, simbolo, come da antichissima tradizione esegetica, dell'indivisibilità della Chiesa, che nel dipinto viene usata come fosse una stuoia, un tappeto dai soldati che se la stanno giocando a dadi. Poco più a destra, in primo piano, sopra, io non credo che questa sia la veste inconsutile, perché è una giacca con bottoni. Mai visto Cristo neanche nel ciclo di San Rocco portare bottoni, Quindi questo è un altro panno ancora, sopra una giacca con bottoni, rosacea come la veste di Cristo. 2 altri particolari, uno sicuramente alimentare, l'altro un po' più difficile da interpretare, suggeriscono il principio di unità attorno al quale si configura la Chiesa come corpo mistico di Cristo, ovvero quello che Andrea Gallo ha dubitativamente, sottolineo questo dubitativamente perché io stessa faccio fatica a capire che cosa sia, Vedete vicino alla pagnotta, quell'oggetto che lui interpreta come un quarto, una porzione di agnello. Chiedo aiuto anche alle restauratrici perché effettivamente rimane un po' dubbiosa, no, l'interpretazione di questo oggetto. Sicuramente quello vicino una pagnotta, un bel pane, e quindi se si tratta di agnello,
e di un pane, come insomma mi pare più comprensibile, probabilmente un richiamo al sacramento eucaristico, perché l'agnello è la sostanza del sacramento, corpo di Cristo offerto in sacrificio, il pane è la materia, no? Ad evocare così la dimensione sacramentale della vita ecclesiale. Ora, assieme alle due direttrici di lettura cristologica, abbiamo visto, ed ecclesiologica, che è possibile attivare per la lettura del dipinto, ve n'è una terza a cui vorrei dedicare la seconda parte di questo mio intervento e sulla quale appunto adesso vorrei concentrare la mia attenzione allargando lo sguardo all'intera sala dell'albergo. L'altro tema fondamentale, cruciale infatti, è quello della carità. E allora torniamo al crocifisso. Notiamo che tutto in lui, oltre che gloria, è anche carità, è gesto amoroso. Sembra di sentire risuonare nella posa di Gesù le accorate parole di San Lorenzo Giustiniani, primo patriarca di Venezia, che visualizza proprio in questo modo il crocifisso. Cito: «Il suo capo è chino come a baciare, il suo cuore è aperto ad amare, le sue braccia sono distese ad abbracciare». Così è il crocifisso di Tintoretto, capo chino, colto immediatamente dopo l'ultima sua grande opera di misericordia, la consegna di Maria a Giovanni, busto e spalle quasi protratti in avanti, incombenti, braccia innaturalmente aperte, fin troppo distese per un uomo appeso e morente, perché allargate appunto nell'abbraccio. Alle braccia di Gesù fanno ecco quelle della madre, in basso aperte ad accogliere la pia donna, la compagna adagiata contro il suo seno, in alto, ancora aperte, a proteggere i confratelli della Madonna della Misericordia. Come Madonna della Misericordia. Così la croce del Figlio, axis mundi, no? Asse del mondo che collega la terra al cielo, inizia e termina nei due bracci amorosi e accoglienti della madre. Finanche la luce che sprigiona dal corpo del crocifisso è da intendersi come manifestazione della sua carità, non solo gloria ma carità. Lo rivela il passo di una omelia del frate cappuccino Mattia Bellintani da Salò, secondo Paola Rossi ed altri studiosi uno dei riferimenti letterari di Tintoretto. Sulla croce infatti il Signore rivela al massimo grado il suo amore, chiaramente mostrandoci questo suo sì gran patire, onde escono i luminosi rai della carità sua, i luminosi raggi della carità sua, la quale trar puote ogni indurato cuore. La citazione risulta particolarmente ficcante per comprendere il significato di quei luminosi rai, che non servono solo per illuminare e glorificare, ma anche per esprimere la forza attrattiva, il vero e proprio magnetismo che esercita la carità di Cristo su ciò che lo circonda, la qual trar puote ogni indurato cuore, la quale può trarre a sé ogni cuore indurito. L'amore di Dio, infatti, è grazia che commuove, cioè muove verso, no? Mette in moto il cuore. Caritas Christi urget nos, dice San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, utilizzando un celebre ossimoro. L'amore ci costringe. L'amore più perfetto, amore libero, ma al tempo stesso misteriosamente costretto da Cristo, chiamando l'uomo per primo al massimo grado possibile, non può che, come dice Giovanni nel suo Vangelo, attirare tutti a sé. Ed ecco allora spiegato il motivo dell'effetto magnetico che nel dipinto il crocifisso esercita sulla croce del buon ladrone. Non solo la croce di quest'ultimo, nel mentre viene innalzata da terra, è calamitata verso quella di Gesù, ma anche il suo sguardo è avvinto, mentre il suo braccio sinistro sembra quasi liberarsi dai lacci, tanto è la forza attrattiva, vedete, del Signore, del crocifisso.
Insomma, ai componenti del direttivo della confraternita che qui si riunivano proprio sotto il crocifisso era chiesto innanzitutto ed essenzialmente di accogliere la dinamica della carità della grande crocifissione alle loro spalle. Loro era il compito di operare il bene, in modo che la carità del crocifisso ne ispirasse scelte e agire. È Gesù in croce il grande assoluto protagonista, perché i confratelli lo vogliono grande assoluto protagonista della vita caritativa della loro scuola. Ma quali caratteristiche ha questo amore richiesto da Gesù? Il direttivo della confraternita riceve istruzioni, potremmo dire così, in tal senso, dalle 3 tele poste di fronte alla banca, che completano il discorso sulla carità. Nella prima, il Cristo di fronte a Pilato, Tintoretto presenta Gesù di profilo, mentre guarda Pilato lavarsi le mani. Gesù è vestito di uno sfolgorante manto candido. È la veste che, secondo l'Evangelista Luca, il tetrarca Erode gli fece indossare dopo che Pilato gliel'aveva mandato perché Galileo e quindi soggetto alla sua giurisdizione. Aspettandosi di miracoli da Gesù e rimanendo deluso, Erode lo rispedì da Pilato, non prima però di averlo insultato e appunto rivestito. Nella versione greca, l'aggettivo usato da Luca, lampran, significa veste splendida, non veste bianca, ma veste splendida, in corrispondenza con quanto si legge negli altri 2 Vangeli sinottici che però collocano la vestizione al pretorio in mezzo ai soldati romani. Mentre Matteo parla di un mantello rosso e Marco di una veste porpora, lo splendore dell'indumento descritto da Luca, tradotto in latino da Girolamo, è frainteso e diventa una veste alba, cioè chiara, bianca. Ecco perché molte testimonianze della tradizione cristiana, sia letteraria che figurativa, rappresentano Gesù con una lunga tunica bianca o avvolto da un lenzuolo candido. A questo vestito sono stati associati diversi significati simbolici. Uno dei principali rimanda al candore e quindi all'innocenza del velo dell'agnello. Nel dipinto, tuttavia, coerentemente con una lunga tradizione che inizia nel 200, emerge preponderante nella letteratura religiosa del XVI e del XVII secolo e prosegue fino al XVIII secolo, la troviamo addirittura nei testi di Sant'Alfonso Maria de Liguori, no? Quindi un'interpretazione che dura moltissimo, plurisecolare. La veste ha soprattutto un altro significato, che rimanda all'ambito semantico di radice specialmente paolina della follia della croce. Ricordo, solo a modo esempio, un testo certamente conosciuto da Tintoretto, tra i molti che poi avrà modo di citare con maggior esaustività negli atti di questo convegno, ovvero un passo dell'Aretino, che parla della veste bianca come di un segno esteriore di stoltezza, no? Vestito di bianco, e mentre Erode lo volle schernire con tal abito, del quale lo vestì giudicandolo stolto, no? Proprio collegato alla stoltezza. È dunque il paradosso della sapienza divina, giudicata folle dalla superbia umana, a rivelarsi il nucleo tematico forte del dipinto. Di fronte al sacrificio di amore di Gesù, parafrasando San Paolo, quelli che il mondo crede sapienti si dimostrano stolti, quelli che si credono saggi si rivelano folli. Pilato non sa riconoscere la verità, che pure gli sta di fronte, luminosa, distoglie lo sguardo per non vedere. Tintoretto e i suoi suggeritori iconografici mostra così la presunzione dei dotti, che li rende incapaci di comprendere il mistero di un Dio fatto carne, umiliato per i peccati degli uomini. Ma come si traduce concretamente questa sapiente follia della carità che Pilato si rifiuta di guardare in faccia? Se ci pensiamo, il Cristo davanti a Pilato è in fondo una scena di esercizio della giustizia, dove il giudice, Pilato, è presentato quale strumento dei nemici di Gesù, ovvero di chi concepisce la giustizia in senso meramente legalistico e quindi finisce per pervertirla,
in un atto di profonda ingiustizia fino alla condanna di un innocente. Si tratta, in altri termini, del paradosso di una giustizia che giudica ingiusta, colpevole, uso un termine che troviamo nel Vangelo di Matteo, la giustizia superiore di Gesù, di cui perdono e misericordia senza limiti sono elementi costitutivi. Il dibattito sulla giustizia superiore, cuore del Sermone della Montagna del Vangelo di Matteo, era stato uno dei punti di maggior rattura tra cattolici e luterani in ambito morale. Discutendo sulla praticabilità concreta del discorso delle antitesi pronunciato da Gesù, in cui il Signore esige non solo di non opporsi al malvagio, ma addirittura di amare il nemico, il dubbio era se quegli imperativi morali tanto massimalisti fossero praticabili, fossero realistici, oppure se Gesù avesse voluto esprimere un'etica dell'impossibile, il cui scopo era di rendere per contrasto l'uomo brutalmente consapevole della propria limitatezza. La lettura di Lutero ispira la teoria dell'inattuabilità. Secondo Lutero, Gesù voleva rendere edotti i suoi ascoltatori della loro miseria, della loro inettitudine, a compiere con le loro forze quando Dio esige, e così indurli a disperare di sé per confidare in Dio solo. I cattolici rispondono con una lettura diversa. Seguire i dettami del Signore è l'esito di una perfezione spirituale maturata nella consapevolezza di essere figli amati dal Padre, dunque capaci, come Lui, di amore verso tutte le persone, compresi i nemici. In quest'ottica, la prova suprema del Calvario è la strada su cui Gesù indirizza il credente a dare tutto, persino la vita, per amore di Dio e del prossimo. La praticabilità della giustizia superiore, la sua estensibilità a ciascun credente, erano convinzioni che cominciavano a farsi largo proprio nel XVI secolo. Crebbe la consapevolezza, nel corso della prima età moderna, che anche ai laici che vivevano nel mondo come i nostri confratelli era richiesto di adempiere ai comandamenti radicali. Il grande predicatore Cornelio Musso, molto conosciuto al tempo di Tintoretto anche a Venezia, lo dichiara esplicitamente. Tutti i cristiani erano discepoli, non solo i preti religiosi. Ogni cristiano, quindi ogni uomo, ogni donna, purificati grazie al battesimo, vestivano le armi di Cristo ed erano chiamati alla battaglia contro il male. Non c'era nessuna scusa per i laici, anche di fronte agli appelli più gravosi, come perdonare le ingiurie. Tutti erano chiamati a rispettare fino in fondo la regola aurea: amare Dio e amare il prossimo come Cristo ha amato, cioè secondo lo stile di Gesù. Non si trattava di questioni astratte. A partire dagli anni '20 del XVI secolo, le nuove politiche sociali di contenimento coatto dalla mendicità, inquadrabili all'interno dell'operazione di Renovatio Urbis della Serenissima, posero il problema della povertà al centro dei dibattiti, concentrati soprattutto nello sforzo di discriminare i finti poveri, vagabondi, finti malati, ma anche ladruncoli, prostitute occasionali, disoccupati marginali che vivevano di piccole truffe ed espediente, quindi distinguere questi finti poveri dai poveri meritevoli, vedove e ragazze bisognese di dote, orfani, lavoratori manuali, disoccupati giustificati o inabili al lavoro, ricchi decaduti, tra cui appunto anche i poveri vergognosi, verso i quali verso il cui sostentamento si orientava una sempre più capillare e organizzata rete assistenziale. Le azioni politiche furono accompagnate dalla riflessione teorica. Tra la fine del XV e la prima metà del successivo, il dibattito fu estremamente vivace e vide esprimersi grandi pensatori come il Gaetano, De Soto, De Robles, chi esprimente posizioni più aperte, chi di maggiore rigore. Ciò chiamava in causa, volenti o nolenti, le scuole, attive in campo assistenziale in qualità di corpi intermedi. Con che logica dovevano agire le confraternite? Secondo quella della ragion di Stato o secondo quella della misericordia? E di conseguenza era lecito limitare il loro intervento soltanto agli iscritti e agli iscritti meritevoli? La coscienza dei confratelli di San Rocco su questo punto era in evoluzione.
Da una parte si assiste a un tentativo di ampliamento del raggio d'azione della carità, grazie all'amministrazione di 4 grossi lasciti che per specifica volontà dei testatori vennero destinati a poveri anche esterni alla scuola. Dall'altra va detto che per tutto il XVI secolo, di fatto, le scuole grandi continuarono a occuparsi quasi esclusivamente di poveri rispettabili, specialmente quando si trattava di distribuire le grazie dotali alle fanciulle. Dobbiamo pertanto considerare la riflessione visuale sulla carità proposta da Tintoretto all'interno di questo contesto, fatto di dibattiti, di concrete iniziative politiche che stimolavano inevitabilmente una nuova presa di coscienza da parte dei confratelli su chi fosse il loro prossimo, inteso in senso evangelico. A me pare che il Cristo davanti a Pilato vada verso un tentativo di riforma, nel segno di una dilatazione il più possibile ampia e onnicomprensiva della carità. La sapienza divina che Gesù incarna nel dipinto di Tintoretto è traducibile allora in termini stringenti per la missione sociale della confraternita come accorato appello all'esercizio di quella giustizia superiore che abbiamo definito misericordia senza limiti. Attraverso il confronto tra la sapienza mondana di Pilato, che è la vera follia, e la follia divina di Gesù, che è la vera sapienza, il direttivo della confraternita era provocato a scegliere tra una giustizia mondana, quella della convenienza, dell'equilibrio tra dare e avere, dei conti in pareggio, e la giustizia superiore di Gesù, che dà senza misura secondo la logica dell'eccedenza. Il discorso, d'altra parte, è approfondito e rilanciato nei 2 dipinti successivi. Come correttamente ha notato Astrid Zenkert, la visione dell'Ecce Homo coincideva con l'ingresso della sala. I postulanti, entrando, se visti dalla banca, si presentavano in asse con il Cristo sofferente. L'invito era perciò a operare nella consapevolezza che l'assistenza offerta a chiunque in quel momento soffrisse era come offerta al Signore, senza discriminazione alcuna, come si legge in Matteo 25. La salita al Calvario sviluppa ulteriormente questa concezione. Come ha recentemente notato Benjamin Paul, l'inclusione dei 2 malfattori che portano la croce sulla via del Calvario è già di per sé una novità rispetto alla tradizione precedente. L'iconografia è infatti pressoché inedita, non solo in Italia ma anche nell'Europa occidentale. Tintoretto, con questa scelta, offre già, cito lo studioso, una personale fortemente originale esegesi visuale delle scritture. Ma come è già stato notato da molti, il pittore si prende una ulteriore licenza poetica, sorprendente rispetto al racconto evangelico. Soffermandosi con attenzione sul dipinto, infatti, si può notare che sono ben 4 gli uomini intenti a soccorrere i condannati portando le croci. Non solo Simone di Cirene sta aiutando Cristo a portare la sua, ma si aggiunge anche un secondo uomo, mentre altri 2 personaggi sono coinvolti nel trasporto delle croci dei malfattori che saranno messi a morte con Gesù. Si tratta di un chiaro incitamento rivolto ai confratelli a inoltrarsi non solo con la meditazione, ma anche con le azioni della vita quotidiana e degli incarichi istituzionali sulla strada del Calvario, prendendo su di sé le croci degli altri, indipendentemente dalla qualità della persona su cui gravano. Non è certo un caso che Tintoretto non distingua tra i 2 malfattori. Entrambi vengono aiutati a prescindere dal loro, chiamiamolo, merito. Tintoretto fa dunque qui un passo in più rispetto all'iconografia del Cristo portacroce funzionale al tema dell'imitazione di Cristo, sperimentata tra gli altri da Tiziano. Se Tiziano infatti sostituisce nel Cristo il Cireneo oggi al Prado il volto anonimo di Simone con quello ben connotato del committente, esortandolo così a sostituirsi volontariamente nel pietoso gesto al personaggio neotestamentario, Tintoretto opta per una scelta più scabrosa, perché è facile, col senno di poi, aiutare Cristo. Molto più difficile riconoscerlo
e quindi soccorrerlo in uomini veramente colpevoli, immeritevoli, incattiviti come Gesta. Non c'è in ballo soltanto una questione di umana pietà, ma la consapevolezza, e qui io credo gioca un ruolo fondamentale la spiritualità di quelle nuove organizzazioni religiose che citava anche Matteo Casini prima, come i Teatini, i Somaschi, l'Oratorio del Divino Amore, i Cappuccini, che si dedicavano al recupero integrale degli emarginati. La consapevolezza, dicevo, che tra Gesù e tutti coloro che sono nel bisogno esiste una misteriosa solidarietà. Il conturbante mistero del povero, inteso qui come condannato a morte, quale, uso un termine un po' forte, ma nel 600 lo leggiamo, quale sacramento di Cristo, cioè quale presenza di Cristo nel povero, indipendentemente dal suo stato morale, diciamo così. Vado a conclusione. Non è inoltre certo un caso che uno degli aiutanti di Gesù sia un uomo vestito all'orientale. Una cinquantina d'anni dopo, un anonimo artista della cerchia di Pietro Dammini espliciterà in senso più apertamente didascalico l'intuizione di Tintoretto in una tela commissionata nel secondo decennio del Seicento da un'ignota confraternita bassanese. Qui, ai piedi di Cristo Giudice, sono rappresentate le 7 opere di misericordia corporale, presiedute dalla figura di Gesù replicata per altrettante volte. Ad offrire e ricevere gesti di misericordia, come si vede da questi particolari, sono alternativamente cristiani e turchi. Non c'è possibilità di fraintendimento, fuori dalla logica confessionale, ogni uomo e donna, nella misura in cui si apre, diciamo così, ad accogliere fraternamente il prossimo, si dispone fin da questa vita ad essere a sua volta accolto dal Signore nel giorno del giudizio. Similmente un turco, per tornare a Tintoretto, è ritratto sull'estrema destra del San Rocco guarisce gli animali, nel presbiterio dell'omonima chiesa, mentre vestito con caftano inturbantato sta trasportando un malato al cospetto del santo assieme a un altro uomo. Allargando lo sguardo all'intera parete destra del presbiterio della chiesa, ci accorgeremo poi che la presenza del turco misericordioso del San Rocco cura gli animali è concepita come un pandan alla tela immediatamente sottostante, cioè il San Rocco nel Lazzaretto, dove un altro personaggio inturbantato è seduto alla turchesca, che già Marco Buschini aveva identificato come proveniente, cito, dal paese Levantin, posto anch'esso all'estremità destra, attende di essere visitato dal santo assieme ad altri appestati cristiani. Se leggiamo in abbinata le 2 tele, disposte una sopra l'altra, il turco vi appare contemporaneamente quale attore e destinatario di carità, esattamente come nel dipinto bassanese che vi ho mostrato prima. La provocazione è potente e in totale controtendenza rispetto all'immagine del turco, che nel Cinquecento, incarnazione per eccellenza del miscredente infido e crudele, l'empio idolatra escluso dalla salvezza. Pare sconcertante, quasi impossibile, pericolosamente anacronistico rintracciare questi afflati di, chiamiamola, fratellanza universale nell'arte del periodo, e proprio in terra veneta, a Venezia, che sotto i colpi degli ottomani, tra XVI e XVII secolo, vede dileguarsi il suo dominio sull'Adriatico. Eppure si conserva traccia di queste concezioni alternative, come hanno dimostrato peraltro anche recenti studi di Francesco Trentini, a Venezia. Concezioni che ritroviamo anche in alcuni passaggi della letteratura religiosa, ad esempio il già citato Cornelio Musso, parlando del prossimo, non esita a sostenere che per chi crede in Cristo non esistano lontani. Tutti sono prossimi, cito, anche il barbaro, lo sciita, il turco, il moro, il saracino, come si apprende nella parabola del buon samaritano che, cito di nuovo, mostrò che ogni uomo d'ogni nazione è prossimo agli altri, perché tutti sono figliuoli di Dio, come tu. Possiamo dire allora, per concludere, che il turco nei testi visivi di Tintoretto si fa icona, potremmo definirla così, iperbolica, estrema della radicalità e universalità della caritas cristiana. E a questo punto concludiamo il nostro giro e torniamo alla crocifissione. Straordinariamente eloquente, alla luce dei discorsi appena fatti, è la presenza di quello che da diversi studiosi è ritenuto l'autoritratto di Tintoretto, mentre fissa lo sguardo rapito e pensoso sulla figura di Gesta.
Il malfattore sta per essere inchiodato alla croce. Un aguzzino sta facendo il foro sul legno, mentre un altro gli tira la gamba. È il momento, immaginiamo, tremendo, che precede il dolore dell'inchiodamento, forse l'istante più carico di angoscia e terrore, per chi sa che da qui in poi ad attenderlo ci sarà solo sofferenza, fino all'inevitabile morte. Come ha giustamente rilevato Antonio Manno, Tintoretto, descrivendo le azioni condotte sui malfattori, coinvolgendosi attraverso il proprio autoritratto nella condizione di gesta, ovvero compatendola, cioè partecipando alla sua sofferenza, cito, non solo rammenta le sofferenze patite dal Figlio di Dio, ma invita il fedele a nutrire un senso di pietà e carità universali, estendendolo a entrambi i ladroni. Di nuovo un messaggio comunicato con lo sguardo, quindi. Il dipinto rimane, al netto di ogni possibile interpretazione, una immensa, e qui uso un termine che troviamo fondamentale nel Vangelo di Luca, un'immensa teoria. Teoria vuol dire spettacolo, qualcosa che si dà a vedere. Con questo termine greco, appunto, gravido di significati teologici, il Vangelo di Luca chiama spettacolo la crocifissione, che nella tela di Tintoretto si traduce, per usare una splendida definizione di Guian Casgrain, in una silenziosa storia di sguardi. Ineludibile provocazione per chi, allora come oggi, e cito ancora il Vangelo di Luca, sta a vedere quell'uomo sulla croce. Grazie. Bene, grazie. Il nostro ultimo relatore di stamattina è Giovanni Maria Fara, professore ordinario di Storia dell'Arte moderna e direttore del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali all'Università Ca' Foscari di Venezia. Lui è tra i massimi esperti d'arte grafica e di stampa antica, nonché autore di volumi dedicati all'opera di Albrecht Dürer. Di recente ha co-curato insieme a David Landau la mostra Il Nascimento in bianco e nero, che sono esposte le due grandi raccolte di stampe, molte di quali appena restaurati nel Veneto. Come? sì. Un regalo inaspettato. Era molto bello. Sì, comunque sì. È più bello del mio. Sì. È più bello del mio, però Sì. la sentivo. La mostra è accompagnata da un catalogo pubblicato anche grazie al sostegno di Save Venice. Le stampe, in particolare una celebre incisione di Agostino Carracci, sono l'argomento della sua conferenza. Giovanni Maria. Grazie. Ringrazio Frederick Hirschman per la cortese e gentile presentazione, anche per il ricordo della mostra di Bassano. È stato un momento molto bello e ringrazio ancora i musei coinvolti, Bassano e i Musei Civici di Venezia e soprattutto Save Venice. E ringrazio l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti che oggi ci ospita, così come la Scuola Grande di San Rocco che ci ha ospitato ieri e ancora Save Venice. E ringrazio Paola Marini e i membri tutti del Comitato Scientifico per il cortese invito. Allora, nella seconda metà del XVI secolo il problema dell'ormai secolare rapporto fra pittura e incisione fu affrontato da una generazione di artisti quali, per citare le parole del loro primo biografo Giovanni Baglione, come erano pittori, così anche intagliatori furono, e in loro queste virtù ebbero comune il vanto e indistinta la lode. Egli infatti, Baglione, concluse le sue vite dei pittori, scultori e architetti, di cui vedete il frontespizio, pubblicate a Roma nel 1642, con alcune notizie sugli intagliatori, le vedete a destra, il capitolo a parte, come lo definisce Schlosser nella Kunstliteratur, operosi nella città di Roma
fra il pontificato di Gregorio XIII e quello di Urbano VIII. Un prezioso riconoscimento della specificità dell'intaglio che consentì quindi a Baglione di ritornare su apprezzati pittori dei quali aveva già scritto la biografia. Ad esempio, Agostino e Annibale Carracci. A sinistra vedete la biografia di Agostino come pittore, ma Baglione ritorna nel medaglione biografico in fondo e quindi evidentemente poteva ora essere integrata, tale biografia, subspecie grafiche. Per Agostino Carracci, probabilmente il più importante incisore di traduzione, tendo subito a dire che uso questo termine nel senso stabilito da Evelina Borea nei suoi studi, e userò sempre il termine di incisione di traduzione, che preferisco rispetto a incisione di riproduzione, che è un termine in questo caso limitativo della storiografia. Quindi il più importante incisore di traduzione della seconda metà del XVI secolo, i cui bellissimi intagli sono noti al mondo secondo quanto significativamente osservato da Filippo Baldinucci nel proemio Al cominciamento e progresso dell'arte dell'intagliare in rame, pubblicato a Firenze nel 1686. Per Agostino furono quindi decisivi lunghi soggiorni a Parma, Venezia, Roma, che arricchirono profondamente la prima formazione avvenuta a Bologna. Ne derivarono magnifiche stampe da capolavori di Baldassarre Peruzzi, Correggio, Veronese, sono solo esempi, naturalmente Tintoretto. Gli ultimi due a lui amicissimi, come ricordato sempre da Baldinucci. La crocifissione che Agostino Carracci incise a Bulino nel 1589 a Venezia, dall'enorme telero dipinto dal Tintoretto nel 1565, è certamente uno dei capolavori dell'incisione italiana del XVI secolo. Seguendo l'accurato conteggio compiuto dall'abate fidentino Pietro Zani all'inizio del XIX secolo, sono riconoscibili 73 figure, 17 cavalli, 2 cammelli, 4 muli e un cane. Un conteggio indubbiamente favorito non solo dall'alleggerimento dei contrasti chiarosculari presenti nel dipinto, che consente a tutti gli elementi di essere precisamente visibili all'occhio dell'osservatore, ma anche dalla consistente riduzione dimensionale insita nel processo di traduzione a stampa, che fa sì che un telero materialmente e spiritualmente immenso, vero e proprio fermento di forme e di luci, per citare una bella e conosciuta definizione di Luigi Coletti, un telero appunto di 536 per 1224 centimetri, venga scomposto in 3 fogli che riuniti assieme misurano 509 per 1200 millimetri, ovvero poco meno di 1/10 dell'originale. Può sembrare un paradosso, ma è proprio questa pur imponente dimensione ridotta che favorisce l'esercizio di un'osservazione ravvicinata e continua. Secondo quanto annotato già da Carlo Ridolfi, non appena, cito, Agostino Carraccio, celebre intagliatore, trasportò in istampa la crocefissione, fu facile il vedere di quali bellezze ella sia ripiena. Fine citazione. D'altronde, non molti anni prima, lo stesso Agostino, durante il suo primo soggiorno veneziano, aveva inciso il grandioso Bulino del martirio di Santa Giustina. Una spettacolare scena di martirio che traduce la pala di analogo soggetto completata da Paolo Veronese nel 1575, destinata all'altar maggiore della Basilica Padovana eretta sul luogo di sepoltura della Santa, la cui scarsa visibilità, nonostante le dimensioni anche in questo caso notevolissime, 525 per 240 cm le misure della tela, 60 cm di larghezza per un'altezza totale di più di 1 metro, le misure complessive del bulino stampato su 2 fogli. Bene, questa scarsa visibilità era stata lamentata proprio da Ridolfi nel brano che vi sottopongo, no? Quella pittura poco si gode, essendo mal servita di lume e occupata da vastissimo ornamento, onde rimane non poco pregiudicata di sua bellezza, mercé
che gli operai moderni altro non badano che ad ammassar cataste di legno, monti di pietra invece di ornamenti, nella pittura di mestieri che d'un breve recinto che la circondi. Quindi il tema della scarsa visibilità viene posto da Ridolfi in questo brano e sono considerazioni molto significative che mi pare vengano riecheggiate da Joachim von Sandrart nell'Accademia tedesca, Deutsche Akademie, allorché descrive alcune incisioni di Agostino Carracci, da lui erroneamente attribuite a Ludovico nell'Editio Princeps del 1675, all'interno del grande contenitore biografico dedicato, in evidente continuità con Vasari, a Marcantonio Raimondi e agli incisori in genere. Ecco, questo è il contenitore biografico di Sandrart. È molto evidente che è una vita, è una storia dell'incisione sul modello vasariano, lo è richiamato fin dal titolo, nell'edizione a sinistra originale e nella traduzione di Christopher Rodius. Ma questo è il brano relativo a Ludovico Carracci, cioè Agostino, come viene corretto nella... Per Sandrart, la traduzione incisa della grande pala padovana, ho evidenziato i brani per noi interessanti in neretto, tanto nell'edizione tedesca quanto nella traduzione latina. La traduzione incisa della grande pala padovana, cito una mia traduzione di servizio, la Santa Giustina da Paolo Veronese, che come che viene così bene alla vista, quindi pone anche lui il tema della visibilità dell'opera attraverso l'incisione, che rame da quasi più contento, no? Lo vedete, usa un termine italiano proprio come tipico di Sandrart. Il brano, che viene la versione latina di Christopher Rodius, diventa in modo così elegante, sempre mia traduzione di servizio, che il segno di rame è più bello del dipinto stesso, credo che usa Venustior. Fra le opere incise da Agostino a soggetti di Tintoretto, Sandrart si sofferma specialmente sulla crocefissione e il brano in fondo. E qui è un brano che è stato reso efficacemente nella versione latina di pochi anni successiva, no? Con tutte le sue mai abbastanza lodata, la crocifissione di Cristo, la grande opera del Tintoretto, con tutte le sue circostanze egregiamente elaborata, in cui Sandrart, qui invece più che Ridolfi, sembrerebbe riecheggiare invece un giudizio di Baglione, come vedremo fra poco. Quindi si pone due problemi a questa altezza cronologica, della visibilità dell'opera, naturalmente, e della sua grandezza anche dimensionale. Tracciare attraverso le stampe di traduzione della crocifissione della sala dell'albergo nella Scuola Grande di San Rocco una fortuna critica parallela a quella letteraria è un esercizio che è stato già compiuto in passato. Su tutti richiamo l'imprescindibile catalogo di Maria Agnese Chiari, Moretto Viel, della mostra Jacopo Tintoretto e i suoi incisori, tenutasi a Palazzo Ducale fra la primavera e l'estate del 1994. Un esercizio che credo sia utile ripercorrere anche in questa sede nell'intento di raggiungere un'auspicabile interezza, almeno per quanto riguarda i secoli XVII e XVIII. Oggi mi fermerò al secolo XVII, riservandomi di completare con la pubblicazione degli atti la trattazione relativa al secolo XVIII. Il Bulino di Agostino Carracci risulta in questo senso centrale e fondamentale. Qui lo vedete nell'unico esemplare conosciuto del primo stato, nella splendida raccolta del British Museum, dove manca la sottoscrizione dell'elemento centrale, e qui invece, forte dell'esperienza di Bassano e della cortesia, ancora una volta, di Barbara Guidi e di tutto lo staff del Museo di Bassano, posso esporre questa bella copia di Bassano dopo il restauro di Save Venice, sovvenzionato da Save Venice in occasione dell'esposizione dell'anno scorso. Composto di 3 lastre, reca sul margine del foglio di sinistra, come è noto, una dedica al Granduca di Toscana Ferdinando I de' Medici, firmata dallo stesso Agostino.
Il suo nome compare anche più in alto, nella parte figurata del foglio, in una forma che lo identifica come esecutore dell'incisione. In basso al centro un privilegio concesso per 15 anni dal Senato Veneto e il nome di Tintoretto, a sua volta identificato come inventor. Sul foglio di destra la data di esecuzione del 1589, a volte dibattuta nella letteratura passata, preceduta dal nome dello stampatore e mercante Donato Rasciotti, noto anche, si firma appunto qui come Rasigotti o Rascicotti, come possessore delle lastre, a confermare il pieno inserimento di Agostino nel competitivo mercato tipografico veneziano, dove stavano emergendo sempre più personalità come appunto il Rasciotti, talvolta veri e propri intermediari fra artisti e incisori in una triade a geometria variabile che testimonia la sempre maggior diffusione e importanza delle stampe e particolarmente di quelle di traduzione nella cultura visiva della prima età moderna. Ecco qui l'ultima cosa che io conosco di Rasciotti, quindi si può portare un po' avanti la sua data di morte. C'è uno studio molto bello di Alessia Giacheri su questo, l'esemplare della Passione di Gesù Cristo, anche conservato, questa è la copia proprio della Marciana, e come vedete lui è ancora attivo nel 1612, insieme a Daniele Bisuccio, entra in possesso degli legni originali della piccola Passione di Albrecht Dürer, che conosce a Venezia la sua ultima edizione, prima che questi legni poi, torno agli anni 30 dell'Ottocento, raggiungessero l'Inghilterra, dove si trovano oggi al British Museum. Quindi nella seconda metà del secolo, inevitabilmente, le tradizionali distinzioni di ruolo si confondono e per luoghi particolarmente produttivi come Venezia bisogna riconoscere la nostra totale impossibilità nel distinguere le singole responsabilità, il sistema di produzione e distribuzione delle stampe essendo ormai costituiti intorno a un network di competenze fra loro strettamente collegate e in gran parte sovrapponibili, come hanno chiaramente dimostrato fondamentali studi di Michael Bury e Gert Jan van der Sman. Non potendo evidentemente farlo gli autori del XVI secolo, Vasari, Sansovino, Borghini, scrivono prima del 1589, come a tutti è notissimo, e a questa stampa che si rifanno senza eccezioni gli autori del secolo seguente, anche quelli specialmente interessati alla descrizione della sala dell'albergo, data la natura periegetica dei loro scritti. Penso, ad esempio, al medico forlivese Francesco Scannelli, nel microcosmo della pittura, ho evidenziato i brani relativi ad Agostino, oppure al pittore letterato, ecco qui, Luigi Pellegrino Scaramuccia, che, come è noto, nelle Finezze dei Pinelli italiani descrive il viaggio attraverso l'Italia di un giovane pittore studioso d'arte di nome Girupeno, anagramma di Perugino. Per quanto concerne il XVII secolo, però, lo abbiamo già visto, il 1642 è un anno certamente cruciale. Sono infatti pubblicate tanto la biografia del pittore veneziano quanto il primo catalogo delle opere dell'incisore bolognese, rispettivamente a Venezia e a Roma. Avevamo già visto, no, questa immagine. La prima sarà ristampata dal suo autore Carlo Ridolfi all'interno delle Meraviglie dell'Arte nel 1648, la seconda a un anno di distanza nella riedizione postuma delle Vite di Baglione, pubblicata sempre a Roma, questa volta dallo stampatore Manelfo Manelfi. La particolare attenzione che Baglione riserva nel suo medaglione biografico dedicato a Agostino Carracci alle incisioni tratte da Tintoretto, ne ricorda ben 4, come vedete, e la crocifissione è l'unica per la quale viene tentata una breve ecfrasi del soggetto, oltre a ricordare il fatto non secondario, è la prima volta nella letteratura che si tratta di una stampa di formato orizzontale, in 3 fogli distinti. Bene, questa forte attenzione trova un significativo e perfettamente coevo corrispettivo nella bella pagina del Ridolfi riservata alla perizia di Agostino quale traduttore delle opere di Tintoretto. E qui, insomma, è ben nota, no? E ve l'ho già in parte letta precedentemente.
Questi testi di Baglione e Ridolfi saranno pertanto ben presenti all'incisore teorico dell'arte inglese John Evelyn, che li sunteggia nel breve profilo che riserva ad Agostino Carracci all'interno del capitolo quarto dedicato agli incisori del suo libro pubblicato a Londra nel 1662. Un brano fino ad ora non considerato nella ricezione critica del Telero del Tintoretto e della dipendente traduzione incisa dal Carracci. È molto aggiornato Evelyn sulla letteratura seicentesca italiana. Il Vasari che usa è il Vasari dell'edizione Manolessi, pubblicato a Bologna nel 1648, e come vedete qui sunteggia di questi rarissimi pittori e squisiti incisori, e poi, come vedete, fra i prezzi famosi che ci sono stati tramandati, leggo nella mia traduzione gli ultimi righi, da questi maestri possiamo stimare i Monelli, l'Enea di invenzione del Barocci, San Jeronimo del Tintoretto, il grande e famoso crocifisso di 3 fogli della scuola di San Rocco che tanto entusiasmò il pittore. Mercurio e le grazie, sapienza, pax abbondanza che scacciano Marte. Come facilmente immaginabile e ben noto, le fonti seicentesche per noi più ricche di informazione sono però la Carta del Navigar pittoresco di Marco Boschini e la Felsina pittrice di Carlo Cesare Malvasia. Entrambe concordano sul fatto che il magnifico bulino di Agostino Carracci fu intagliato su precisa licenza del Tintoretto, al quale, secondo il vivace racconto di Malvasia, Agostino sottopose il disegno preparatorio, che evidentemente doveva contenere quelle lievi variazioni nelle fisionomie dei personaggi che potevano arrivare a comprendere perfino l'assenza di qualche figura. Non faccio l'elenco perché ce n'è uno molto preciso fatto da Maria Agnese Chiari nella mostra che ho prima richiamato, ricevendone una piena e sincera approvazione, ricordata anche da una fonte specificamente veneziana come il Boschini. Ora, ecco, questo è un momento critico della mia relazione, perché io ho un terribile accento vasariano e dovrei leggere il Boschini. Ora, di questo io chiedo scusa, come faccio ai miei studenti, come ho fatto anche ai custodi delle gallerie dell'Accademia, però ci provo con la vostra comprensione. Allora, mi raccomando, naturalmente. Compare, sta passione non l'ha intaglià, quell'eccellente degno intagliatore e valoroso e grande segnador, quell'Agostino Carrazza nominà? La ghese certo, e tanto l'è ben fatta, che la rende stupor grando in effetto. E quando ella mostrette il Tintoretto, il ghe disse, Agustin ti ha fatto pata. 6 meno, dai. In questo esteso... No, non credo più, perché credo di no. C'è l'intenzione. C'è l'impegno. In questo esteso brano Boschini ricorda altri 2 punti fondamentali. L'usura dei rami dovuta alla vastissima tiratura e il fatto che le lastre originali acquistate dal mercante fiammingo Daniel Nis sarebbero state da lui fatte dorare. Per quanto concerne l'usura dei rami, questo gli consente di menzionare, ed è la prima volta nella letteratura artistica, le copie di Egidius Sadler il Giovane, ne fe da quella un'altra adesso manche molto val, ma infin le copia, non l'è original, però le de valor l'è molto bella. E di Francesco Valegio, ma perché quelle do non fo bastante de soddisfare in general la brama, il Valeso anche lui, che ebbe gran fama, la retagliè con modo assai galante, aprendo in tal modo al loro secolare apprezzamento. Ecco qui, questa è la copia di Egidio Sadler, sempre dall'esemplare conservato a Bassano. Sì, poi torneremo anche sull'azzurrino. Naturalmente questo esemplare è ancora nel montaggio originale, come vedete, del Museo di Bassano, con la notazione molto interessante collezionistica ottocentesca. E poi ringrazio invece i musei civici per avermi consentito di riprodurre la loro bella copia
pur confrontabili della copia di Valegio, molto galante, no? Come dice, assai galante, come dice Boschini, con termine molto azzeccato. Pur confrontabili nella tecnica, nella divisione in 3 lastre, nelle dimensioni totali e infine nel palese intento divulgativo tanto dell'invenzione di Jacopo quanto della traduzione di Agostino, bisogna riconoscere che ci troviamo di fronte a stampe assai diverse. Quella di Egidio Sadler il Giovane, pubblicata dal nipote Marco, si tratta verosimilmente del figlio di Marcus, il fratello più anziano di Egidius il Giovane, morto nel 1593 Marcus. Marco invece è attivo a Praga e a Venezia dall'inizio del 600 fino al 1660. Questa copia, quindi io ho messo come data ante 1629 perché è la data della morte di Egidio. Non credo che si possa oggettivamente anticipare al primo decennio del 600, ma qui sono stato molto largo, insomma è usato come terminus la morte. È in controparte rispetto al Bulino di Agostino e quindi rispetto anche al Telero di Tintoretto, un fatto che fu per la prima volta messo in evidenza nella descrizione di tutte le pubbliche pitture della città di Venezia del 1733. Vedesi pure un'altra stampa dei Sedleri, ma a rovescio dell'antedetta e dell'opera. La pagina del bel catalogo di Maria Agnese Chiari, prima richiamato, non è un altro che un consapevole e raffinato, a mio giudizio, montaggio iconografico di questa precisa osservazione. Fu sempre Anton Maria Zanetti a segnalarne le discrepanze rispetto ai precedenti di Tintoretto e Carracci, segnalando in particolare che i Sadleri ricopiarono la stampa del Carracci, e molto bene, vi fecero tuttavia qualche alterazione, e specialmente nella figura di quel vecchio, lo vedete nel gruppo dei dolenti, di cui abbiamo già appena illustrato il significato, e specialmente nella figura di quel vecchio che sta ginocchioni vicino alla Madonna con le mani incrocicchiate sul petto, a egli i calzoni trinciati sull'originale e nella stampa dei Sadleri un semplice panno. Si tratta di una precisa osservazione che diventerà moneta comune tanto nella letteratura successiva quanto nel collezionismo ottocentesco. Si vede ad esempio la scritta a penna a inchiostro, attribuibile credo alla mano del Baseggio, che accompagna l'esemplare conservato nella raccolta Remondini, che si sofferma proprio su questo brano dello Zanetti. Dipendente da questa è la copia che l'abate Fidentino Zani, lo abbiamo prima chiamato, scusate, questa l'ho fatta io, perché ovvero all'inizio ho detto che sono maneggevoli, mica tanto queste, e quindi questa l'ho fatta a Parma, perché è lì. L'abate Fidentino Zani, e quindi sono andato nella raccolta Ortalli della biblioteca di Parma, attribuisce all'incisore francese François Arago, correggendo l'autorevole giudizio di Pierre Mariette, che l'aveva considerata opera ulteriore dei Sadler. Per questo motivo tale Bulino è stato generalmente misconosciuto anche nella letteratura recente, si vedono ad esempio i repertori di De Grazia e Bon, con l'eccezione del bel catalogo di Roberta Cristofori delle stampe dei o dai Carracci conservati nella Biblioteca Palatina di Parma. Studiando le cui raccolte, proprio lo Zani, a inizio XIX secolo, aveva principalmente costruito la sua straordinaria erudizione in fatto di stampe, poi pubblicata nell'Enciclopedia Metodica delle Belle Arti. Come vedete, la notazione, il Mariette l'ha posta nell'opera dei Sadler e la dice incisa sotto la loro direzione: questo scolaro adunque ha fatto un torto a Egidio, intende l'autore che attribuisce Arago, non copiando il Giuseppe d'Arimatea col ricco manto come il suo, ma bensì coi calzoni tranciati come in quello di Agostino. Nella magnifica raccolta Ortalli, appunto presso la biblioteca di Parma, è conservata anche un'altra incisione eseguita da Elias Einzelmann, probabilmente dopo il suo rientro ad Augusta da Parigi e quindi dopo il 1675. La sua firma, insieme al ricordo di Tintoretto come inventore,
compare infatti in basso verso sinistra, di formato decisamente più maneggevole, 332 x 673 mm, e a mio giudizio questa l'incisione, cito, pur non molto bella in picciolo in un sol foglio, ricordata nella descrizione di tutte le pubbliche pitture della città di Venezia, che viene invece ricordata in modo più neutro, e venne un'altra in foglio piccolo della pittura veneziana dallo Zanetti, sempre del 1771. Queste copie, una attribuita a Rago e l'altra di Heinzelmann, fino ad oggi scarsamente considerate dalla critica, si inseriscono, credo, a pieno titolo nel grande fenomeno seicentesco del vivo apprezzamento della celebrata invenzione di Tintoretto attraverso l'altrettanto celebrata interpretazione fornita da Agostino Carracci. Riproducono nello stesso verso questo fortunato prototipo, anche attraverso l'interpretazione data da Francesco Valegio, e non intervengono, come aveva fatto Egidio Sadler il giovane, sull'abbigliamento di uno dei dolenti inginocchiato ai piedi della croce. Ecco qui il particolare, no? Lo vediamo bene. E una variazione al quale l'abate Zani riconosceva la volontà, cito, di nobilitare questo soggetto e renderlo più grandioso, dice Zani, che caratterizza fortemente quindi l'incisione. Invece, come vedete, Valegio, Rago e Heinzelmann derivano dal prototipo di Agostino. Quindi questo è un fatto chiarissimo, anche che ci corregge, come faceva lo Zani, l'osservazione di Mariette. Quindi invece il modello di Sadler, questa derivazione, no, più grandiosa, su cui poi bisognerebbe, io non lo so, ieri osservavo intensamente i pantaloni trinciati con questo colore dopo il restauro e mi veniva in mente che non è per niente grandiosa l'idea di coprirli con un manto da parte di Sadler, però insomma era solo perché ero affascinato da questa parte strepitosa. E quindi però anche questa conosce una fortuna. Chiedo scusa se l'ho messa in una riproduzione che è l'unica che conosco su questo raro incisore lombardo, che sul finire del XVII secolo, perché da un po' faccio il direttore di filosofia e beni culturali, quindi ho dimenticato cosa vuol dire studiare e non ho avuto tempo di andare alla Biblioteca Ambrosiana. Da qui al 15 giugno spero di andarci, se la mia rettrice me lo concede, e di portare una riproduzione e vederla, soprattutto, come dico sempre ai miei studenti, insomma, dal vivo. E sul finire del XVII secolo replica in controparte all'acquaforte, come vedete, il differente prototipo, quello dei Sadler. E sempre l'eruditissimo Zani a informarci che il rame della crocifissione si conserva dai Longhi, stampatori in Bologna, che l'acquistarono dal Rasciotti, suddetto, locché fa vedere essere falso ciò che asserisce il Boschini, cioè che un certo Donato Nisi lo facesse indorare e che poi passasse di Fiandra. Al di là della veridicità di questa affermazione tipica dello Zani, Giuseppe Longhi, fondatore della dinastia dei tipografi e librai bolognesi, nasce nel 1620, che è più o meno l'anno a cui risalgono le ultime notizie conosciute su Rasigotti o Rasciotti, rendendo evidentemente impossibile il fatto che sia stato lui a vendergli le lastre del Bulino di Agostino. Credo che però che quanto riportato dal Boschini, ve lo ricordate il brano sull'indoratura, in relazione proprio all'indoramento dei rami originali, possa essere invece interpretato alla stregua di un illustre, estremo omaggio all'operato dell'incisore bolognese, replicando egli in tal modo il tributo che l'imperatore Rodolfo II aveva riservato alla lastra del più importante, celebre incisore europeo, Albrecht Dürer, il Santo Eustachio, almeno secondo una notizia citata ancora da Adam Bartsch all'inizio del XIX secolo. In conclusione del mio intervento vorrei soffermarmi nuovamente su quanto contenuto nella Felsina pittrice del Malvasia. Abbiamo visto come nella cumulativa biografia di Lodovico, Agostino e Annibale Carracci, è lì che ne parla all'interno di questa cumulativa biografia, egli ci fornisce
una narrazione vivace, fortemente chiaroscurata del rapporto fra Agostino e l'ambiente artistico veneziano al tempo dell'esecuzione del grandioso Mulino della Crocifissione, da cui discendono gustosi racconti sull'altissima considerazione in cui Tintoretto in primis teneva il suo operato. Vedutene, cito, prima il disegno e stupitosi della profonda intelligenza, non solo aver quel grand'uomo ripostoli, non tenere egli bisogno della correzione, gli addimandava, anche abbracciatolo, avergli soggiunto, andè che ne sapepi de mi, più o meno. Oppure informazioni di estrema rilevanza sul particolare legame che Agostino aveva instaurato con stampatori e librai quali Luca Bertelli, che è quello del martirio di Santa Giustina, e Donato Rasciotti. Malvasia li chiama Santari di Venezia, che è un chiaro riferimento a un aspetto forse artisticamente secondario, ma certamente economicamente rilevante della loro molteplice attività strettamente connessa con il fiorente mercato delle stampe. Vendono i santini, insomma, per dir così. Sono brani molto conosciuti, e quindi non li riporto in questa sede, spessissimo citati nella letteratura specialistica. Non mi sembra invece che sia stato fino ad ora riservata una speciale considerazione a un altro brano contenuto nella Felsi Inapritrice, questa volta non nella biografia di Agostino cumulativa, ma all'interno della composita biografia dedicata a Marcantonio Raimondi, anche questo un tentativo di riscrivere Vasari, di completare Vasari, di confrontarsi con Vasari, Marcantonio Raimondi ed altri intagliatori bolognesi. Anche questa, come già in Sandrart, costruita appunto in evidente continuità con il normativo modello vasariano. In conclusione questa composita biografia, Malvasia aggiunge uno specifico catalogo delle opere degli incisori bolognesi e fra questi naturalmente anche Agostino Carracci, lo vedete, no? Si incomincia col presepe da Baldassarre, che vi avevo fatto vedere prima fuggevolmente, e al secondo posto è ricordata, non so, lo vedete sotto Agostino, no? La grande crocifissione, ma soprattutto è ricordata per la prima volta con le sue notevolissime dimensioni. È la prima volta che pone il problema delle dimensioni delle stampe, indicate in once bolognesi, un'unità di misura della quale aveva fornito precisa indicazione, come vedete, mettendo lo strumento di misurazione, e in principio di questa composita biografia, assolvendo un compito straordinario per il Seicento e per il nascente collezionismo, perché rende subito evidente, e lo abbiamo visto anche per la nostra relazione, l'importanza di una corretta misurazione delle stampe per il loro sempre più compiuto apprezzamento e diffuso collezionismo. Grazie. Allora, bene. Ci sono commenti oppure domande? Nessuno? Sì, grazie. Allora, magari... Sì, rispetto alla domanda. Sì. Sì, siccome io sono di Parma e mia madre era una delle consulenti della biblioteca palatina di Parma, quindi conosco molto bene la situazione e volevo sapere come è andata avanti questa ricerca a Parma dei documenti sul Tintoretto, che mi interessa molto. Io non sapevo che ci fossero questi documenti a Parma, non l'ho saputo oggi, quindi mi ha fatto molto piacere saperlo e volevo sapere da cosa è nata questa ricerca, ecco. Rispondo da qui, non so, forse devo accendere... Sì. Però... Penso che sia acceso. Sì, acceso. È acceso, mi sentite? Grazie. Sì, allora, forse non sono stato chiaro. Naturalmente, come dice Salomon nel Conoscitore di Stampe, che è uno dei libri che consiglio sempre ai miei studenti di storia della grafica, era un saggio Einaudi degli anni 60, quando i saggi Einaudi
erano un po' diversi da quelli di ora, però Sic Transit, la storia della casa editrice, insomma. A un certo punto Salomon dice che per studiare le stampe, insomma, naturalmente le stampe vengono alla fine, dopo la pittura, dopo i disegni, cioè per ultime, però insomma le biblioteche italiane hanno delle raccolte strepitose di incisioni. Sì, sì. Però dice molto spesso poco considerate, non conosciute. Sì, poco conosciute. Sono completamente d'accordo. E non solo le biblioteche, perché anche i grandi musei, gli Uffizi, che appunto il mio accento prima lo denuncia, non hanno un inventario delle stampe online. Siamo registrati? Sì. Però chi vuole studiare le stampe, io ho un po' studiato le stampe degli Uffizi prima di venire a Venezia, e deve rifarsi ancora al catalogo di Antonio Ramirez di Montalvo, 1848-1854. Questo è uno squarcio strepitoso sul Ministero, sulla storia della cultura in Italia e della conservazione dei beni culturali in Italia. Mi assumo tutte le responsabilità di quello che sto dicendo. Naturalmente, quindi, e tuttora io feci il catalogo delle incisioni dureriane di alcuni maestri tedeschi, ma siamo ora in attesa, non so questa attesa quanto durerà, di ulteriori cataloghi. Detto questo, a Parma è conservata la raccolta Ortalli, che è quella appunto, come ho detto, su cui studiava Pietro Zani, che è un personaggio fondamentale dell'erudizione setto-ottocentesca, che ha preso in mano i suoi 28 volumi dell'Enciclopedia Metodica delle Belle Arti, capisce benissimo di che cosa stiamo parlando. E quindi per me è stato naturale dirigermi in quel luogo. Ho citato e continuo a citare, ringrazio molto Maria Agnese, perché è grazie al suo catalogo che mi sono avvicinato a questo tema delle derivazioni da Tintoretto. E lei aveva esposto e studiato soprattutto i fondi veneziani di Bassano del Grappa e li aveva riprodotti, come ho fatto vedere, anche nella così intelligente maniera. Però a Parma, leggendo Lozani, è stato per me naturale andare a Parma. Ora le foto erano un po' i confronti, a un certo punto c'è un momento in cui sembra che sia il Greco invece che François Arago, perché era un po' lunga, no? Però insomma non è il Greco il fornitore, l'inventore del modello, però è questo che intendo dire. È un'incisione piuttosto rara, ce n'è uno stato stampato a Parigi, e che è ricordato anche da Mariette, e il soggiorno a Parma è una raccolta che conosco molto bene. Ho potuto esporre nella mostra dell'anno scorso il quinto stato e unico stampato a Venezia del carro trionfale di Albrecht Dürer, perché era conservato alla Palatina di Parma. Quindi è una raccolta strepitosamente ricca, e la raccolta Ortalli, oltre a quella del fondo parmense, si distingue particolarmente. Andiamo avanti con la prossima domanda. Grazie. Chiedo scusa per la lunghezza. No, era... Grazie, io sono Paolo Bensi del Dipartimento Architettura e Design dell'Università di Genova. Volevo riferirmi all'approfondita e interessante relazione della dottoressa Brunet. C'è un punto che non mi convince del tutto, ed è la questione della chiesa e della sinagoga, perché io ho scritto un saggio su questo, non so se lei l'ha letto, un po' di anni fa, sulla croce brachiale o croce vivente nei bollettini dei musei civici ferraresi, che è una iconografia che non c'entra un Tintoretto, un'iconografia mostruosa, quella che la croce ha le mani, no? 4 mani o 8 mani che escono dal legno. Però lì c'è il problema della chiesa contrapposta alla sinagoga, no?
Ecco, in genere la sinagoga è rappresentata con una certa dignità, come regina decaduta, no? Cioè la benda sugli occhi, ha uno scettro che si spezza e sta su animali immondi, cioè cavalca un asino, un maiale, no? E viene colpita da uno dei bracci della croce. Ora, quello è un certo tipo di composizione che poi la più sviluppata è quella di Giovanni da Modena a San Petronio, no? Dove c'è Eva contrapposta a Maria e la chiesa contrapposta alla sinagoga. Ma non vedo le caratteristiche della sinagoga. Cioè, innanzitutto la chiesa sta sotto la croce in Tintoretto, ma è un po' a sinistra di Cristo, centro-sinistra di Cristo. Dovrebbe stare a destra. E invece più spostato a sinistra ci sono i cattivi, no? E a destra i buoni. Quindi è quella figura che è prostrata, innanzitutto non è vestita di giallo, la sinagoga è quasi sempre vestita di giallo, vedi Konrad Witz per esempio, no? E quindi poi non si capisce cosa sta facendo, è in ginocchio, in genere la sinagoga non è mai in ginocchio. È bendata? Non si capisce, forse i restauratori che l'hanno vista da vicino. Si riesce a tornare all'immagine? Cioè, chi l'ha vista da vicino può dire se è così, cioè adesso non riesco a riconoscere del tutto certi tratti caratteristici. La ringrazio, tocca un punto che effettivamente è aperto. Io ho riportato l'interpretazione che ne dette a suo tempo Augusto Gentili, con questa lettura anche fortemente antigiudaica, diciamo, della crocifissione. E ritenevo interessante il confronto con l'Antellami che ho portato, perché effettivamente anche lì abbiamo la sinagoga che piega la testa, gli viene piegata da quell'angelo che sta sopra, però effettivamente ha ragione, cioè ci sono altri aspetti che non riconducono a questo. È anche vero che lì siamo... Sì, non so come fare. Non so neanch'io, sinceramente. Non so. Bisognerebbe, perché io non posso comandare, credo, da qui dovrebbe esserci, partire forse da... Adesso vediamo. Eccola qui. Sì che è possibile, Bene, tutto è possibile, vero? Un po' di buona volontà. magari ecco la prossima. Sì, andiamo un po' avanti, dovrebbe essere tra le prime. Andiamo avanti. Ecco. No, forse ancora avanti. Ci siamo. Eccola qua. Allora, La colpisce. l'idea è quella, certo, l'idea è quella che ci sia un'attualizzazione con un linguaggio più naturalistico, ovviamente meno simbolico, astratto di quello medievale, è anche difficile fare confronti. Quindi un'attualizzazione di personificazioni che si radicano nell'iconografia medievale, per la quale appunto la donna sotto la croce, peraltro lo dicevo anche ieri un po' scherzando con i restauratori, no? Quando siamo andati a cena, ho detto abbiamo scritto tutti per una vita che la donna sotto la croce, vestito a lutto e piangente, sia ecclesia, quando, e ce lo diranno i restauratori dopo, abbiamo tutti scoperto che non è vestita di nero, no? Vestita di verde, quindi insomma già questo cambia ovviamente anche una possibile lettura simbolica. Io ho detto che non dirò mai più niente dei colori di Tintoretto, non darò più nessuna altra interpretazione simbolica di colori, perché è veramente troppo una trappola questo pittore. Mentre invece quella più verso di noi, con questo manto lunare, e peraltro anche con questo strano copricapo, mentre si sta coprendo da sola il volto con questa sorta di pano, potrebbe richiamare, ecco. Sono effettivamente in più rispetto al numero solito che troviamo di dolenti sotto la croce, e queste presenze ulteriori potrebbero essere interpretate in questo senso, però
come tutte le interpretazioni iconologiche, sono interpretazioni. Leggerò molto volentieri il suo saggio e vedrò di integrare. Grazie per il suggerimento. Ultimissima cosa, Veronese, nella crocifissione del Louvre, c'è una figura vestita di giallo con un mantello che copre la testa, molto simile a questa. Anche lì sembra prostrata, però più in piedi, ed è vestita completamente Quindi di potrebbe giallo. essere un tema che anche nell'arte della seconda metà del Cinquecento ritroviamo. Sì, grazie. Certo, grazie. Ci sono altre? Perché se no ho io una domanda per Esther, soprattutto per le... No, c'erano altre prenotazioni? Non mi pare. No, per le restauratrici, a proposito di quel pane con l'elemento vicino, se avete capito di che cosa... Se mi date una mano, io ho pensato, adesso sentendo il professore, ho detto ma forse è il caso di andare a vedere le stampe. Non mi era venuto in mente, ma una possibile via di ricerca, andare a vedere le stampe, se magari lì troviamo qualche elemento maggiormente indicativo, ma lascio la parola alle restauratrici se vogliono. Puoi venire qui, scusa, anche non... Salve, a noi è sembrata una bisaccia, perché c'è proprio il collo della in sezione orizzontale della membrana, e quindi legata all'acqua più che al pane. Bisaccia, anche vino potrebbe essere. E anche vino. Allora diventerebbe ancora più caristica la scena. Pane vino, sì. La cosa non andrebbe a... Comunque una bisaccia, ecco, Sì, con grazie. un contenitore. È molto, molto complicato, no, leggere quel particolare. Poi quella a fianco vediamo un piumaggio, C'è una più... una piuma. Ah, ok. quindi il pane e la bisaccia. Sarebbe... Sì. No, Ah, io non credo. Una bisaccia? È perché Sì, una bisaccia. Parla, Caterina, scusa, parla nel... bisogna vederla, la membrana proprio frontale, cioè si vede il collo. Cioè noi vediamo questo, è una forma un po' strana. Quindi secondo voi sarebbe una bisaccia da una parte e Due bisacce. E quell'altro elemento vicino? Un tappo, cioè qualcosa che vada a chiudere la membrana con, sembra, del piumaggio. E come facciamo Scusa. per la slide? Chi l'ha mossa prima? Tu l'avevi? No, io non ho toccato. Da dove arriva il movimento delle slide? Comunque c'è una foto che si vede Ecco, benissimo. sì, c'era. Andiamo avanti. Eccola, ferma Eccola. quella, eccola. Ecco, c'è quello bianco, quello sfrangiato. Sembra il collo. Misterioso. Ma infatti un altro dei temi è che cosa del restauro, ad esempio Esther Brunetta si è occupata di questi temi dell'intero ciclo da tanto tempo. C'è qualcosa del recente restauro che ha chiarito la sua lettura? Beh, citavo prima appunto questa Comunque restituzione dei colori originali che è insomma senz'altro significativa dal punto di vista simbolico. Abbiamo fatto foto, dettagli, e quindi abbiamo fatto foto, dettagli che saranno a disposizione. Ricordiamo a È proposito interessante. del grande restauro dell'Assunta di Tiziano ai Frari, visto che insomma le due chiese vicine, chiesa e scuola, un po' si confrontavano per cose di grande impatto, e questa banca dati, no, di tutta la documentazione che riguarda il restauro che St. Benis ha allestito, quindi interessante questa cosa. Vabbè, teniamola ancora sospesa allora questa cosa. Farò anche uno studio delle stampe a questo punto, magari le stampe potrebbero dare qualche ulteriore. Sì, perché magari...
Bene. Dico io, sì. Ok, basta, grazie. Grazie a voi, grazie a tutti. Niente, allora, come ripetiamo magari per chi è arrivato dopo, adesso c'è una colazione offerta a tutti i partecipanti per intercessione della Scuola di San Rocco, grazie a Prosecco Doc, ed è allestita al piano terra della sede storica dell'Istituto Veneto a Palazzo Loredan in Campo Santo Stefano, quindi qui vicino. Abbiamo il tempo di andare e torniamo qui per le 2:30. Penso che possiamo essere puntuali perché abbiamo... Beh, insomma, ecco, non è una colazione? Va bene, insomma, nessuno di noi mangia, no? Una cosa... Bene, bene.